Giorgio Lago, classe 1937, originario di Vazzola, morto a Castelfranco nel 2005, dalla metà degli anni '80, da quando diventò direttore del Gazzettino, fu un provocatore ottimista dell'opinione pubblica veneta, trentina e friulana. A 10 anni dalla sua morte, all'Università di Padova se ne ricorderà la figura con il libro raccolta di suoi editoriali C'era una volta il Nord-Est, 20 anni di giornalismo razzapiave. Che fine ha fatto il Nord-Est e cosa non lo ha fatto crescere così come lo sollecitava a fare Giorgio Lago? Le guerre dei porti, degli aeroporti, degli interporti, delle università, i fallimenti delle candidature di Cortina ai mondiali, il fallimento di Venezia, capitale della cultura. Abbiamo accumulato un fallimento dietro l'altro. Abbiamo tanti bravi attori individuali, ma che proprio non riescono a giocare insieme. Lago credeva nel federalismo, il Veneto non lo ha realizzato, l'Italia lo ha boicottato. Così Giorgio Lago intitolò un suo editoriale. Il federalismo, carta igienica del riformismo all'italiana. È diventata una parola di moda anche sotto il traino delle battaglie messe in campo dalla Lega. Tanti le hanno usate in modo strumentale, tanti non hanno probabilmente nemmeno capito cosa volesse dire. A troppa gente fa comodo un sistema antifederalista, cioè un sistema dove pochi decidono e tanti partecipano alla distribuzione dei benefici. Articoli che facevano e fanno ancora massa critica, che spiegavano già più di 10 anni fa lo scontento dei veneti verso la politica. Il Lago diceva che non è antipolitica, cioè che la protesta non è rivolta, non era e non è anche nemmeno oggi rivolta contro i partiti, ma contro il partitismo, e che il partitismo è uno degli attentati alla Costituzione. Lago ci lascia comunque un incitamento. L'Italia ricostruita dopo 2 guerre, una delle quali combattuta soprattutto a nord-est, non può arrendersi. Lago era un grandissimo ottimista e sono sicuro che anche oggi lui continuerebbe a dire: e questi sono i limiti, ma non ci sediamo sopra, andiamo avanti.